sapore rurale, selvatico, non ancora addomesticato da esigenze di editoria letteraria. Sono tutti caratteri che ritroviamo anche in Maltineddu i Ferradu, una storia che abbiamo detto narrata a Franco Enna dalla voce di Angelo Corda, un bambino di 10 anni, vivacissimo, che male si adattava alla disciplina della vita scolastica e che però riusciva con grande capacità affabulatoria ad intrattenere i suoi compagni con le storie che aveva imparato da Maria Nudda. Il protagonista di questa storia è un bambino della sua età, nato e destinato a sconfiggere l'orco delle 7 lingue, riuscendo così a liberare tutta la sua famiglia. Cuscio è su contu de Massineddi Ferradu. Vivi una famiglia de poveros, che aian 7 fizos. Una die, su maridu è andato a tribagliare con suo fizos e è andato. Munzere mi, oi non amo manco pane a mandigare. Nacchi, come ando a macchinare e bo fatto succisiones e bo lo mando con Mariedda. Quando ha fatto succisiones, mandato a Mariedda in campagna. Da chi fi camminende, Mariedda ad acciappi du soccru. Chi l'ha nato? Marie, a mi lo dasa un po' che ci sono, se? E Mariedda l'ha nato. Non ti lo posso dare, che lo devo giocare a frate mios. E damilu, tanto pro un paghizzeddu già non fa che nuddano. No, casi no, non binda avanzata. E tanto soccru l'ha nato. A sabidere chi già mi la paga già. Da chi la rifida, issa so frate non l'hanno dato nuda di soccru. E poi lo si sono a mandicare. A un certo punto, soccru, de vestito dai seguito di un montone pedra, e ha nato. Marie, come mi la pagasa? Ha addobbato 2 stuzzos e s'ha mandicato boese, carru, fucchettas, buceddos e finza su babbo e su frate de Mariedda. Quando è tornata a domo, ha nato tutta sa mamma, chi si che molto ha preso di piacere. Da poi in metà diese, a Mariedda le è nascito un figlio. Si naraia Massineddu. Da chi è diventato mannu, col suo pizzino, l'ha nato a Mariedda come inte mai non aia né babbo, né nonno e né manco tioso. E tanto Mariedda l'ha raccontato tutta la storia. Tanto Massineddu che s'è andato da un frailasu e s'ha fatto faghere un illiere verro, un illerale e un'ippada, e che s'è andato in chicca dei soccru. Quando vi camminende, abito una tanca manna, chi bagliato un montone bestiamene. Puddasa, crabasa, boese e atteros animales. Su padrò ha nato, e di chi sun quels animales? De soccru malenadu, chi non time né a Deus né a santos, pius che a Massineddi Ferradu. E isse dando. Massineddi Ferradu Sodeo, nascido e nominato pro soccru, inue lagatto li truncognossu. Su pastore l'ha nato. Si mi attis a sette limba de soccru, di dosa mi date sta tanca. Massineddu l'ha nato chi già la battiada e ha continuato su cammino. Caminende, abbido un'attera tanca, chi baia trigu meda. E chi è col suo trigo ha nato? De soccru malenadu, chi non time né a Deus né a santos, pius che a Massineddi Ferradu. Massineddi Ferradu Sadeo, nascido nominato pro soccru, inue lagatto li truncognossu. Si mi attis a sette limba de soccru, di dosa mi date stu trigu. Pallidi e acciappato un'attera tanca con frutture meda.
De chi è questa tanca? De socru malenadu, chi non time né a Deus né a Santos, piusu che a Martineddi Ferradu. Martineddi Ferradu so Deo, nachi denominato pro socru, inue lagattoli truncognossu. Si mi attis a sette limba de socru, ti do sa metà de sa frutture. A s'ultimu, e s'arrividò una domo in questa campagna. Ha domandato un socru e l'ha nanato chi vidin dai segusu de una mattaghessa, trommende. Tanto e s'è andato, abitu socru e l'ha nato. Chi es tue? Deus socru malenadu, chi non time né a Deus né a Santos, piusu che a Martineddi Ferradu. Martineddi Ferradu so Deo, nachi denominato pro socru, e como chi t'ha pagattadu, tinde trunco sos ossos. No, non nachi, non mi lo truncese. Già ti torro a nonnu tou, a tio tuo, su carru, so boes e tottu. Tanto, ad addobbato duo sulos, e nde sun vestitu tottu come te vin prima. Martineddi Ferradu ha mortu socru su mantessi con sippada. De l'ha truncato a sette limbas e poi l'ha brugliato. Da poi è andato a sa tancasa e tottu da personas l'hanno dato sa metà de sa tancasa. E gai è finito su conto. Avete ascoltato Contos de Maria Nudda, racconti popolari nell'era digitale, un podcast prodotto dal Festival letterario Ethnos di Martis. Musiche di Ignazio Cadeddu. Registrazione e montaggio audio di Attilio Lombardo. Si ringrazia la famiglia di Franco Enna.